Alex Marangon stamani in abbazia al sopralluogo dei carabinieri, magistrato e medico legale per ricostruire gli ultimi minuti di vita di Alex, possibili nuovi controlli nella scarpata che scende al Piave, effettuati alcuni prelievi dell'acqua del fiume. Incidente mortale a Mogliano Veneto, a perdere la vita il motociclista 61enne Michelangelo Gianola, fatale l'impatto frontale con un'auto, il ricordo dell'amico. Mamma di 5 figli sfrattata, minacciata di incatenarsi davanti agli uffici comunali per ottenere un alloggio comune, trova una sistemazione per la sua famiglia. La Guardia di Finanza ha sanzionato per 200.000 euro totali 29 agenzie immobiliari che negli annunci non avevano indicato la classe energetica come d'obbligo. Venezia ancora troppo a buon mercato e secondo l'assessore comunale Venturini servirebbe un contributo d'accesso in versione rafforzata per mettere un freno all'accesso di turismo. Ha comprato un terreno dove ci sono 25 pioppi che affacciano la strada comunale, vuole abbatterli ma l'amministrazione glielo impedisce, il residente annuncia battaglia. Debutto mondiale per lo spettacolo teatrale acrobatico Titisea Venetian Dream al Goldoni prossimo 18 luglio per 52 recite fino al 13 ottobre, oggi l'anteprima in esclusiva per la stampa. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Come avete sentito dai nostri titoli, ancora in primo piano la morte di Alex Marangon. Questa mattina il sopralluogo in abbazia di carabinieri, magistratura e medico legale per ricostruire gli ultimi minuti di vita del ragazzo. Poco dopo le 9 i carabinieri della scientifica, i militari del nucleo operativo, il pubblico ministero che sta seguendo l'indagine, Giovanni Valmassoia e l'anatomopatologo Alberto Furlanetto sono entrati nel parco dell'abbazia di Vidor. Un'attività importante per cercare di chiarire cosa sia accaduto ad Alex Marangon, come possa essere finito nelle acque del Piave. Sono stati effettuati rilievi fotografici, si sono cercati riscontri rispetto alle versioni fornite dai partecipanti a quell'evento, sentiti più volte dai militari dell'Arma. Un incrocio di dichiarazioni e prove. È stata perlustrata palmo a palmo sia all'esterno dell'abbazia che all'interno, compresi alcuni sentieri presenti nel parco. Si sono cercate anche tracce biologiche o di sangue. L'attenzione degli investigatori si è poi concentrata sulla terrazza affacciata sul Piave, un'altezza di oltre 10 metri, ma dove sono presenti arbusti e sterpaglia. Potrebbe essere caduto o essere stato spinto da qualcuno? Le ferite sono state tante e gravi, uno sfondamento parziale del cranio, ferite gravissime al torace, emorragie. Tutto quando Alex era ancora in vita. Che cos'è accaduto? La certezza che quando il 25enne si è allontanato dal cerchio era turbato, ha gridato. Cosa lo ha spaventato tanto? Domande, tante, troppe, che ancora non hanno una risposta. Le piste rimangono tutte ancora in piedi. Un'aggressione o una caduta. Alex Marangon è andato a quell'evento per cercare la pace, ma lì ha trovato la morte. Stordito da sostanze psicotrope assunte anche dagli altri partecipanti. Un rituale che avrebbe dovuto essere seguito in sicurezza, ma così non è stato. Il curandero, assieme al suo assistente, si sono allontanati dall'abbazia sapendo che Alex era sparito il mattino seguente e loro sono stati gli ultimi a vedere il 25enne ancora vivo. Loro lo hanno avvicinato. Che cos'è accaduto? Nelle prossime ore la procura farà un punto della situazione cercando di spiegare, almeno in parte, un mistero che ha sconvolto la comunità. Se dovessero essere riscontrate delle responsabilità, dovranno rispondere della morte del 25enne. Intanto rimane aperto il fascicolo con l'ipotesi di omicidio. Incidente mortale sulle strade della Marca a Mogliano Veneto ieri sera, a perdere la vita il motociclista veneziano d'origine Michelangelo Gianola, 61 anni, fatale l'impatto frontale con un'auto, il ricordo dell'amico ed editore Silvano Piazza. Ma era contento, faceva tante cose, una persona gentile, generosa. Sapete che frequentava la parrocchia di Mogliano, dava una mano al parroco, faceva anche un po' di teatro, insomma, una persona viva. Ricorda così l'ex sindaco di Silea, editore, l'amico Michelangelo Gianola, 61 anni, vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 19 in via Bonisiolo, a Zerman di Mogliano Veneto, a pochi metri dalla sede della Croce Rossa. Un impatto frontale con un'auto che gli è costato la vita. Ci conoscevamo da una trentina d'anni, lavoravamo nello stesso settore, io una casa editrice, lui era un grafico.
e in tanti anni ho sempre avuto bisogno della sua creatività. La pensione è arrivata a febbraio dopo una vita di lavoro, del tempo e una nuova libertà che ha spesso impiegato seguendo la sua passione, le due ruote. Ce l'aveva da sempre, da quando lo conosco, e purtroppo questa passione è stata poi una tragica fatalità. Fiero biker, Michelangelo era solito macinare chilometri e chilometri in sella alla sua Triumph, la stessa che stava guidando al momento del violento schianto. Il contachilometri fermo ai 120 all'ora. Michelangelo Gianola lascia una moglie e due figlie, Cecilia e Ilaria, a cui era molto legato, come testimoniano le tante foto sui suoi profili social. Sul luogo dell'incidente i soccorritori, accorsi tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. Ferito ma non in pericolo di vita, l'automobilista portato in ospedale in ambulanza in stato di shock. Sul sinistro la procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale al fine di accertare eventuali responsabilità. Tragico incidente in A1 tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, direzione Firenze, rimasto chiuso alcune ore nella notte tra martedì e mercoledì per un incidente che ha coinvolto un camion ribaltatosi all'altezza di un cantiere. Non ce l'ha fatta il conducente del mezzo pesante, un 46enne Massimiliano Cavallaro, residente nella provincia di Venezia ma originario di Udine. Mamma di 5 figli, sfrattata, minaccia di incatenarsi davanti a Villa Querini, sede degli assessorati comunali di Venezia. Una storia a lieto fine però. Non ho il coraggio di darmi fuoco, quindi mi incatenerò al comune domani mattina. Aveva comprato le catene anche ieri sera. E Giulia, studentessa 19enne di Mestre, a raccontare dei propositi della mamma, fortunatamente rasserenata dopo i colloqui avuti con il direttore della coesione sociale di Venezia, Danilo Corrà, e il sostegno della consigliera Francesca Rogliani, intervenuti per la famiglia da anni nelle graduatorie di svariati bandi per una casa popolare, mamma, papà e 5 figli, di cui uno disabile al 100%, famiglia sfrattata dal 2022 da un appartamento di 60 metri quadrati con il contratto ad uso transitorio fino a sabato prossimo 13 luglio. In mattinata, grazie anche a lei, Diana Zancarello di Sinistra Italiana, da sempre vicina a questa famiglia, dopo ore di colloqui e trattative, finalmente la svolta con la promessa del comune. Lui ha promesso che per 2 o 3 mesi la metteranno in qualche posto provvisoriamente e che poi nel frattempo loro vedranno dove trovare un appartamento adeguato per questo nucleo che è da 3 anni che praticamente gira come gli zingari da una parte all'altra perché non ha una casa definitiva. Famiglia da tempo seguita dai servizi sociali per varie vicissitudini, per le quali, nonostante una sentenza del tribunale che scagiona i genitori da presunti addebiti, i 3 figli piccoli sono in affido alla nonna materna. Questione a cui si chiede di rientrare con il ritorno in famiglia da mamma, papà e fratelli dei 3 minorenni, come chiede la sorella Giulia. Assolutamente, perché da quando sono sotto ai servizi sociali all'inizio poteva vederli una volta al mese per un'ora, mio padre invece non li può vedere da 2 anni e mezzo e adesso li vede una volta a settimana, comunque che non è abbastanza per un'ora, una volta a settimana non è affatto abbastanza. La Guardia di Finanza ha sanzionato per 200.000 euro totali 29 agenzie immobiliari che negli annunci non avevano indicato la classe energetica come è d'obbligo. Proponevano immobili in vendita o in affitto senza indicarne la classe energetica o classificandola in maniera errata. Sono 29 le agenzie immobiliari tra Jesolo e Cavallino Treporti multate con sanzioni complessive di quasi 200.000 euro durante i controlli della Guardia di Finanza. I militari di Jesolo hanno eseguito accertamenti su un centinaio di agenzie, finalizzati proprio a verificare il rispetto dell'obbligo istituito nel 2012 di indicare negli annunci commerciali la classe energetica. È obbligo che riguarda sia i privati che soggetti giuridici come le agenzie immobiliari. La classe energetica è riportata nell'attestato di prestazione energetica APE, un documento necessario a tutela del consumatore che vale 10 anni. Il mancato inserimento di queste informazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Con questa indagine le Fiamme Gialle hanno individuato 29 agenzie immobiliari che hanno omesso su 203 annunci di compravendita
compravendita immobiliare, 152 sul web, 51 fisici, l'indicazione dell'attestazione della classe energetica e nei cui confronti sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 199.000 euro, inviate alla città metropolitana di Venezia in qualità di autorità competente alla definizione. Per affrontare il turismo di massa servirebbe un contributo d'accesso rinforzato, l'ha dichiarato l'assessore Venturini. Ci serve un turista più consapevole, un turista che capisce che serve vivere con lentezza la visita a Venezia, che si fermi un giorno in più e che comprenda la complessità e l'unicità di una realtà come quella nostra. Venezia è ancora troppo a buon mercato, secondo l'assessore comunale Venturini, e servirebbe un contributo d'accesso in versione rafforzata per mettere un freno all'eccesso di turismo. L'ha dichiarato a margine dell'incontro sul Giubileo 2025. Il Giubileo ci offre la possibilità di riaffermare alcune scelte e la prima scelta è che Venezia non può attrarre maggiori volumi di turisti, deve iniziare a scegliere quale tipo di turismo e puntare sul tema del valore aggiunto. Cioè Venezia per sua natura è un bene finito, è un bene limitato, un bene molto fragile peraltro, e non può ospitare contestualmente miliardi di persone, pena la distruzione di Venezia. Il lavoro che stiamo facendo è condividere, ovviamente amministrazione comunale, categorie economiche coinvolte, l'obiettivo di non far crescere i volumi, ma lavorare invece su un innalzamento della qualità del turista, dove qualità non è unicamente legato al tema economico, a quanto uno ha il portafoglio capiente, ma all'approccio del turista alla visita alla città. Intanto con sabato 13 e domenica 14 luglio finiranno le 29 giornate di sperimentazione del contributo d'accesso unico nel suo genere e il passo successivo sarà stabilire quali misure adottare nei prossimi mesi. Da lunedì quindi inizierà l'analisi dei dati. 25 alberi da tagliare, il comune nega la possibilità, un caso tutto veneziano che arriva da Mira. Ho acquistato questa abitazione nel 2022 e questa abitazione è circondata dal terreno dove all'interno ci sono 25 alberi. Alberi possenti e decennali che fiancheggiano via Seriola Veneta destra a Mira, ma proprio per la loro grandezza il signor Frison ha dei timori. Consapevole del fatto che erano di mia proprietà, però tenendo conto della grandezza di questi alberi ho subito pensato all'incolumità delle persone che transitano per questa via e quindi ho preso in considerazione la possibilità di manutentarli, però la manutenzione di queste piante è veramente alta, si parla di 1.000 euro ad albero. Costi difficilmente sostenibili. Proprio per questo Frison ha pensato che l'unica soluzione fosse, ahimè, abbatterli. E qui nasce il problema. L'amministrazione comunale infatti glielo impedisce, sostenendo attraverso il piano regolatore che pur essendo di sua proprietà gli alberi siano un bene comune e quindi debbano restare lì. Anzi, scrivono formalmente, deve essere lui stesso a provvedere alla manutenzione. Si tratta di un fondo agricolo, ma si tratta soprattutto di un fondo che è a ridosso di una strada pubblica. Cosa vuol dire? Che se questi alberi di proprietà del mio assistito dovessero creare danni anche solo alla strada asfaltata, anche solo attraverso le radici, il problema dovrebbe essere suo. Ora io mi chiedo, dal momento in cui ci passa una strada di proprietà del comune, come si fa a sostenere che la responsabilità debba essere solo di un privato cittadino? Invece, sostiene il legale, così non è. Non solo. Chiediamo al comune che si accolli la manutenzione, ma non solo si accogli la manutenzione. Il mio assistito è addirittura disposto a cedere gli alberi, a regalarli al comune di Mira. Non si può dire che un bene è un bene comune per il bene di tutti e poi pretendere che sia il privato cittadino ad accollarsi i costi. Quindi noi abbiamo fatto questa proposta che è stata però rigettata e ora valuteremo un'azione giudiziale. Il comune ha il potere di poter cambiare lo stato delle cose, ha il potere di poter cambiare questo piano regolatore. Se non lo fa, significa che impone ad un privato cittadino di tener conto della cosa pubblica. È una contraddizione in termini importanti che non possiamo accettare. Anche perché una famiglia media non può accollarsi costi simili. Un cittadino con una famiglia, con un mutuo da pagare, che dovesse essere costretto a manutentare tutti gli alberi e a spendere 20.000 euro ogni 3 anni, significa mandarlo in rovina. Forse che il comune di Mira vorrebbe accollarsi poi il costo dell'assistenza sociale per mantenere una famiglia che è andata in rovina? Tante grandi opere in cantiere, ma a mancare è ancora una volta il personale.
Il superbonus in via di archiviazione non preoccupa particolarmente l'Associazione dei Costruttori Edili di Venezia. Il futuro prossimo dell'area attorno al capoluogo si annuncia infatti particolarmente intenso, con parecchie aperture di nuovi cantieri. Nel nostro territorio nei prossimi anni ci sarà un grande sviluppo con alcune opere importanti, sia pubbliche, parlo del Bosco dello Sport, il collegamento ferroviario, sia private, Umberto I e Ospedale al Mare innanzitutto. L'appello che mi sento di fare come presidente della categoria dei costruttori veneziani è che le imprese che sicuramente di grande dimensione approcceranno questi lavori coinvolgano il più possibile le imprese locali. Le imprese locali sono in grado di eseguire parte di questi lavori e devono essere coinvolte, dice il presidente di ANCE Venezia Giovanni Salmistrari, consapevole però che il settore vive anche un problema che non si risolverà a brevissimo. Per risolvere l'assenza di forza lavoro, ANCE ha lanciato una campagna di ricerca di personale come associazione, non come singole aziende. È un'associazione che chiede, non è una singola impresa, dando la possibilità così di scegliere i vari settori del nostro comparto, che vuol dire strade, vuol dire ponti, vuol dire ristrutturazioni, nuove costruzioni, restauro. Per cui c'è un vasto campo di lavori ai quali affidarsi. Recentemente è terminata la formazione di 5 giovani migranti che, imparata la lingua e il mestiere, sono già stati assunti in azienda. Il comparto manca di personale, ammette Salmistrari, eppure il contratto di lavoro dell'edilizia è uno dei più moderni tra quelli in vigore in Italia. Al di là della mera paga del costo orario, che comunque è superiore a molte altre categorie, ha una forma di welfare molto, molto importante e molto spinta. La nostra cassa edile, attraverso i contributi che pagano le nostre imprese, dà dei servizi sia sociali che sanitari molto importanti. Debutto mondiale per lo spettacolo teatrale acrobatico Titise, oggi in anteprima esclusiva per La Stampa. Le dame del Settecento con un Casanova che le insegue nel cerchio sospeso. Le maschere più famose d'Italia, con Arlecchino e costumi di ispirazione del Tiepolo, con i suoi Pulcinella. E ancora turisti e bagnanti in un lido un po' retrò, con il delfino che tra cielo e acqua vola sopra il pubblico. Signore e signori, benvenuti al Titise e Venetian Dream. Tu sei un sogno veneziano, spettacolo teatrale acrobatico, anzi di più, una gioia per gli occhi, l'anima e il cuore, in un viaggio di alto prestigio per il teatro stabile per Venezia. Il debutto il prossimo 18 luglio al Goldoni. Il primo spettacolo stanziale nato e creato qui al Teatro Goldoni che piaccia e che esportiamo poi dopo 52 recite qui ad ottobre, che andrà in giro per tutta Italia e anche l'Europa e che poi ritornerà la prossima estate qui a Venezia. Opera scritta e diretta da Daniele Finzi-Pasca, racconta di tante Venezie in modo delicato, gentile, raffinato e fortemente ironico, grazie anche all'esuberante e affascinante Sirena Volante. Una sirena che però vola nell'aria, quindi rovesciamo un poco tutto. Bisogna immaginarsi di essere in un qualche modo dentro nel mondo che proprio qui a Venezia prese nel Settecento, proprio dilagò, che era proprio la passione per l'artificio, il teatro che doveva ogni volta sorprendere il pubblico, attrarlo. Tra sorprese e gioco, lo spettacolo andrà in scena da giovedì a domenica per 52 recite fino al prossimo 13 ottobre, con protagoniste anche l'orchestra di Padova e del Veneto e il coro Città di Piazzola sul Brenta. Ci sono musicisti, compositori della storia di Venezia agli quali mi sono ispirata, ma quasi più a una certa sonorità di Venezia. Si chiude così questo telegiornale, grazie per l'attenzione e per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.